Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Intanto prima pagina dell'agenzia ANSA con l'apertura sul dramma dell'immigrazione. Si temono 900 morti a Malta, le salme delle vittime del naufragio. Col premier italiano Renzi che chiede all'Unione Europea un'operazione mirata contro gli scafisti. Sono cominciate nel porto della Valletta di Malta le operazioni di sbarco di 24 cadaveri recuperati dopo il naufragio avvenuto ieri davanti alle coste libiche. Il segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha riconosciuto il pesante impatto sull'Italia per l'arrivo di tanti migranti, dicendosi grato al governo italiano per tutti i suoi sforzi e facendo appello alla comunità internazionale perché dimostri solidarietà e divida il peso di questa crisi. Contro gli scafisti, un'operazione condivisa in Europa ma mirata, ha detto il premier Renzi. Ci torniamo sopra dopo anche alle notizie di agenzia. Intanto però apriamo la mattinata con l'Onda Libera, anzi con Nicola Molteni, deputato della Lega e capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera, da Milano in questo momento esattamente. Buongiorno Molteni. Buongiorno innanzitutto. A voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Da Milano dicevamo perché oggi, se non sbaglio, il ministro dell'Interno Alfano è a Milano per un comitato sull'ordine pubblico e la sicurezza, no? Sì, è a Milano alla Cattolica, dovrebbe arrivare tra poco. Quindi voi siete davanti all'università in questo momento, con il movimento Giovani Padani. Con il movimento Giovani Padani siamo davanti alla Cattolica di Milano. In occasione dell'arrivo del ministro Alfano, perché arriva in Cattolica? Oggi ho letto di una riunione. Tra poco dovrebbe arrivare il ministro Alfano per tenere una conferenza sul tema della sicurezza e paradosso dei paradossi per annunciare la diminuzione dei reati e la diminuzione dei furti. Questa è una barzelletta grande come una casa, perché tutti sanno che nell'ultimo anno i furti, i reati predatori, furti, scippi e rapine, proprio a causa della fallimentare politica della sicurezza del governo Renzi e, ripeto, del peggior ministro dell'interno della storia di questo paese, sono aumentati. È aumentato il senso di insicurezza da parte dei cittadini, sono aumentati i reati, sono aumentati a seguito dei 5 decreti svuotacarceri, del liberi tutti, del salva delinquenti votati dalla sinistra, dalla maggioranza di questo governo, reati aumentati anche a seguito dell'immigrazione clandestina e dei tagli alle forze dell'ordine. Diamo il benvenuto a Milano al peggior ministro dell'interno della storia di questo paese. Tra l'altro, a proposito di reati, l'operazione di depenalizzazione dei 112 reati con pena prevista fino a 5 anni è andata in porto, mi pare, senza grande clamore sui mezzi di informazione. È andata in porto con il consenso e con il benestare di tutto il Parlamento, ovviamente tranne la Lega. La Lega è stata l'unica forza politica che ha cercato di accendere un riflettore su questa vergogna, su questa sciagura che si abbatterà ovviamente sui cittadini, per bene sui cittadini onesti. La politica di Alfano, la politica di Renzi, la politica della sinistra, la politica delle depenalizzazioni, degli sconti, dei benefici ai criminali e ai delinquenti, la politica degli svuotacarceri, la politica che pensa a mettere gli immigrati negli alberghi, a ammanettare la polizia e mettere i criminali fuori dalle carceri. Una politica sciagurata che ovviamente si riflette poi sulla percezione, e non solo sulla percezione, ma sul senso di insicurezza dei nostri cittadini. Io voglio ricordare un dato. Nel 2004, e lo ricordiamo soprattutto al peggior ministro dell'interno, Angelino Alfano, nel 2004 il numero dei furti che sono stati compiuti nel nostro paese sono 1,5 milioni. Di questi 251.000 sono i furti nelle abitazioni, più 20% rispetto all'anno scorso, più 120% negli ultimi anni. L'assurdità di questa situazione è che su 251.000 furti, coloro i quali sono stati arrestati sono solo 15.000, quindi il 6%. Quindi
Gli altri 94% commettono furti, commettono reati e poi sono liberi non solo di prendere in giro le forze dell'ordine, ma per commettere nuovamente altri furti e altri reati. Questa è la responsabilità principale di Alfano, di Renzi e della sinistra. Come si fa a dire che i reati sono diminuiti? Non ho capito, c'erano addirittura articoli di settimanali coi dati. Ma molto probabilmente Alfano vive in una dimensione e in un mondo parallelo. Alfano è il padrino di Mare Nostrum, è il padrino dell'invasione incontrollata, le cui conseguenze le stiamo vedendo anche in questi giorni con gli ultimi 600 morti nel Mediterraneo. C'è evidentemente una responsabilità politica, etica e morale da parte del governo, una responsabilità per questa accoglienza indiscriminata, per questo buonismo senza senso fatto sulla pelle dei cittadini del nostro paese. Alfano è responsabile, Alfano come presidente Renzi hanno le mani sporche di sangue per i morti nel Mediterraneo e oggi tutti si accorgono che quello che la Lega e Matteo Salvini stanno dicendo da 18 mesi, cioè vogliamo impedire i morti nel Mediterraneo, bisogna impedire le partenze dalla Libia, ormai è diventato il leitmotiv sostenuto da tutti. Peccato però che solo il presidente Renzi e il ministro Alfano non se ne siano accorti. Ecco, a proposito di questa questione, oggi ho letto su un giornale, mi sembra Repubblica, una comparazione dei costi fra la missione Mare Nostrum e quella Triton. Costi, diciamo, vivi, 9 milioni e qualcosa, 10 milioni per quanto concerne la missione Mare Nostrum al giorno, 3 milioni per Triton. Però, siccome non è cambiata la sostanza e anzi è aumentato il numero delle persone sbarcate in questi mesi del 2015, anche qui come si fa a parlare di costi che si riducono nel momento in cui si fa esattamente ciò che si faceva prima? Ma guardi, Mare Nostrum, Triton, Frontex sono due facce della stessa medaglia, direi due facce dello stesso fallimento. Il fallimento delle politiche di gestione dei flussi migratori da parte del governo di sinistra e il fallimento, il disinteresse, il silenzio da parte della Commissione europea. Qua abbiamo una doppia responsabilità politica. Io tra l'altro voglio ricordare, i costi sono quelli, Mare Nostrum è costata in tutto 190 milioni di euro. Ricordiamo che i soldi per Mare Nostrum sono stati recuperati, ho purtroppo il ritorno, sono stati recuperati azzerando e cancellando il fondo espulsioni. In poche parole si sono bloccate le espulsioni degli immigrati clandestini e sono stati stanziati i soldi per utilizzare le navi della Marina Militare, non per difendere i confini o per difendere le frontiere, cosa che farebbe qualunque Stato normale, ma sono state utilizzate le navi della Marina Militare come taxi, come traghetto sui bagnasciuga della Libia per portare sul nostro territorio immigrati clandestini. E lo ripeto, coloro i quali sono stati accolti sul nostro territorio non sono profughi o richiedenti asilo come l'opinione pubblica sta dicendo, ma sono immigrati clandestini. I dati dell'ONU e i dati del Viminale, del Ministero dell'Interno, dicono che solo il 10%, anzi meno del 10% di chi sbarca sul nostro territorio sono richiedenti asilo, cioè meno del 10% scappano da una guerra o scappano da una persecuzione. Tutti gli altri sono migranti economici, tradotto in termini più chiari, sono immigrati clandestini. Molteni, la rappresentante della politica estera europea, Mogherini, ha detto che bisogna impedire che i barconi partano, con ciò riprendendo quello che ha detto anche il Presidente del Consiglio Renzi. Bisogna che le navi non partano, ha detto Renzi, e che non siano alla mercé dei criminali. Il problema è quello del nuovo schiavismo, dei trafficanti di uomini. Se ci si riferisce però a un blocco navale bisogna capire come farlo, ha detto Renzi, perché magari può trasformarsi in un assist, perché comunque i profughi poi sarebbero da prendere comunque e finirebbe per essere un servizio taxi. Se invece ci si riferisce a un blocco delle partenze dalla terraferma è impossibile perché in Libia c'è la guerra civile. Quindi, conclusione del ragionamento, bisogna impedire che le barche partano, però non si può fare? Ma io direi che la conclusione è che il Presidente del Consiglio è particolarmente confuso. Oggi l'unico strumento perché ci sia un taxi dalla Libia all'Italia è rappresentato da Mare Nostrum, da Triton e da Frontex.
La Lega lo dice da sempre, e in modo particolare noi lo diciamo dal 3 ottobre 2013, giorno in cui 366 migranti morirono a largo di Lampedusa. Noi abbiamo sempre detto che per impedire le morti nel Mediterraneo, per impedire le sciagure nel Mediterraneo, queste navi cariche di disperati, le carrette del mare, non devono partire, e ci sono solo due soluzioni praticabili. Primo, il blocco navale, cioè i pattugliamenti militari davanti alle coste libiche, e i campi di individuazione e i campi di smistamento dei probabili o possibili richiedenti asilo devono essere fatti in loco. Sono in loco che vanno individuati i centri di identificazione, e da lì capire chi è perseguitato da una guerra ha diritto di poter essere accolto secondo le convenzioni internazionali, chi è un clandestino ha il dovere di non partire. Dopodiché, per quanto riguarda la politica estera, io credo che se la politica estera dell'Europa è nelle mani di un soprammobile inutile e costoso come Lady Pesk, come Federica Mogherini, io credo che l'Europa continuerà ad essere sorda ai problemi del nostro paese. Se il canale di Sicilia e se il Mar Mediterraneo, come tanti dicono, è la porta d'ingresso al paese, ed è la porta d'ingresso all'Europa, quella porta, visto che sulle coste libiche ormai la gestione dei flussi migratori è in mano ai terroristi dell'ISIS, bene, se è vero come è vero, quella porta va immediatamente chiusa, i confini vanno tutelati e le frontiere vanno protette. Noi abbiamo il diritto, il sacrosanto diritto di sapere chi entra e chi esce dal nostro paese. Molteni, altra questione di cui ha parlato, o comunque alla quale ha accennato il Premier Renzi, la questione di un intervento in Libia con forze internazionali, un intervento in terraferma. Un rischio assolutamente eccessivo, ha detto il Presidente del Consiglio, perché non possiamo mandare uomini senza una strategia e sull'onda dell'emozione. Escludo la possibilità della presenza di uomini a terra in Libia in questo momento. Allora, per mare, a terra no, e allora com'è che uno dice realizzi l'obiettivo, l'hai detto tu, di fermare i barconi? Ma guardi, se il governo italiano e la sinistra avessero voluto fermare i barconi, avrebbero ascoltato e avrebbero dovuto ascoltare la Lega e Matteo Salvini. Io voglio ricordare che nell'imminenza dei fatti di terrorismo che si sono verificati, la posizione del governo italiana è stata assolutamente una posizione dilettantesca. Il ministro Gentiloni che annunciava un'imminente guerra in Libia, la ministra Pinotti che annunciava l'invio di 500 uomini di 5.000 militari per terra, il presidente Renzi che nell'arco di pochissime ore ha sconfessato sia una sia l'altra. È evidente che manca una politica estera da parte del nostro paese, manca una politica di contrasto all'immigrazione clandestina, anzi c'è una politica di favoreggiamento, c'è una politica di complicità e di corresponsabilità da parte del nostro governo. Mare Nostrum, Triton, sono tutte operazioni di complicità che arricchiscono ben determinati soggetti. Queste operazioni di accoglienza indiscriminata favoriscono e arricchiscono gli scafisti, i terroristi e quelle cooperative rosse e bianche che gestiscono i centri di accoglienza. È ancora aperto un capitolo vergognoso, che è il capitolo sull'appalto da 100 milioni di euro del CARA di Mineo. Su quel CARA, che accoglie 4.000 immigrati clandestini, a cui viene garantito vitto, alloggio, vengono garantiti Sky, vengono garantite le sigarette, 15 euro di ricarica telefonica al giorno, viene garantito loro tutto quello che non viene garantito ai cittadini del nostro paese. Ci sono 3 inchieste di 3 procure diverse, ci sono 11 esponenti politici, molti dei quali appartenenti al partito del ministro Alfano, che sono sotto inchiesta. È evidente che la gestione dell'accoglienza è diventata un business ed è diventato un affare per pochi. Anche Salvatore Butti, nella famosa intercettazione su Mafia Capitale, disse ormai si fanno più i soldi, si fa più ricchezza, non tanto col traffico di droga ma con la gestione dell'immigrazione clandestina. C'è una complicità colpevole da parte di Renzi, da parte della sinistra e da parte di questo governo di incapaci, inadatti a gestire questo fenomeno. Molteni, ci sono 3 inchieste, l'ha ricordato lei, sul più grosso centro per assistenza richiedenti asilo d'Europa, che è quello di Mineo, Catania, dove peraltro il partito del ministro Alfano, che voi state aspettando lì in Cattolica a Milano adesso, ha percentuali del 40%. È uscito di tutto e si sa tutto, no? Cioè
il ruolo del sottosegretario Castiglione, che di Alfano è la longa manus in Sicilia, che era il soggetto attuatore della prima gestione del CARA di Mineo, business, lei l'ha ricordato bene, da 100 milioni di appalto, un'enormità. Sono usciti tutti i nomi degli assunti, degli amici, molto spesso facenti capo al nuovo centrodestra, Partito Democratico, no? Principalmente. Quindi c'è un ministro dell'interno che direi è in una situazione di conflitto di interessi enorme, perché il suo partito attraverso i suoi uomini gestisce un business di cui lui è titolare come ministro dell'interno. È tutto chiaro, è tutto trasparente, ci sono 3 inchieste, ma lì cosa è successo? Che va avanti come prima, col soggetto della cooperativa di comuni alfaniani, più o meno alfaniano PD, che gestisce come prima. Va avanti tutto come prima, nello stile da Pulcinella tipico del nostro paese. In un paese normale l'appalto a quella struttura andrebbe immediatamente sospeso e i responsabili politici di quell'appalto e della gestione di quel centro d'accoglienza dovrebbero come minimo dimettersi. Però sappiamo benissimo purtroppo come funzionano le cose in Italia. Tra l'altro il ministro Alfano è stato toccato in questi giorni da altre vicende legate a altre consulenze, però io dico che indipendentemente da tutto Alfano dovrebbe dimettersi, dovrebbe lasciare quella poltrona, perché è il responsabile numero 1 delle politiche di invasione che sta subendo il nostro paese. In un paese normale un ministro come Alfano non farebbe mai nella vita il ministro dell'interno, e il presidente del Consiglio Renzi non farebbe mai il presidente del Consiglio. Spiace che l'unica forza politica che sta gridando con forza, dicendo che prima viene la nostra gente e poi viene l'accoglienza da parte degli altri, è la Lega Nord. Ricordiamo che in Italia ci sono 10 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà. Il 32% dei nostri cittadini non riesce a mettere assieme il pranzo con la cena. Abbiamo 7 milioni di pensionati che prendono meno di 1.000 euro al mese, 2 milioni e mezzo di pensionati che prendono meno di 500 euro al mese, 3 milioni e mezzo di cittadini che non hanno il lavoro, un giovane su 2 non ha occupazione, e questo governo cosa fa? Garantisce vitto e alloggio in hotel a 4 stelle a immigrati clandestini, garantisce loro i diritti che non vengono garantiti ai nostri cittadini. Questo è il senso della nostra protesta, questo è il senso del grido di incazzatura profonda che la Lega solleva tanto in Parlamento e nelle sedi istituzionali, quanto come oggi in questo momento davanti alla Cattolica nelle piazze e in mezzo ai cittadini. Vi faccio presente che qua ci sono tantissimi cittadini che probabilmente non votano Lega, non sono della Lega, però hanno con noi la stessa forma e la stessa voglia di contestare, ripeto, il peggior ministro della storia dell'interno di questo paese, Angelino Alfano. Salutiamo allora Nicola Molteni insieme al Movimento dei Giovani Padani a Milano, in attesa dell'arrivo del ministro Alfano. A presto, grazie a Nicola Molteni. Grazie, buona Padania a tutti. Quest'anno Vichy anticipa l'estate. Ad aprile sui solari Vichy subito per te uno sconto pari all'indice di protezione. Protezione solare 30? 30% di sconto. Protezione solare 50? 50% di sconto. Più ti proteggi, più risparmi. Farmacie aderenti su vichy.it. Sconto immediato alla cassa sul prezzo applicato dal rivenditore. Tutta la giornata in giro a piedi. Comoda. Comoda? Ma che dici? Certo, camminare è comodo con le calzature per uomo e donna Enval Soft. Forme anatomiche, morbidi pellami, suole leggerissime. Tutto made in Italy. La prossima calzatura, prenditela comoda. Enval Soft. Il piacere di guida ha scoperto il suo lato X. Nuova Fiat 500X, più grande, più potente e sempre pronta all'azione. Comfort ai vertici della categoria, esclusivo design degli interni, cambio automatico a 9 marce, innovativa trazione 4x4 e blind spot assist, il sistema di controllo dell'angolo cieco. Vieni a provare il crossover Fiat disegnato, progettato e costruito in Italia. Solo ad aprile su Fiat 500X hai 2.000 euro di incentivi. Ti aspettiamo anche sabato e domenica. Info su fiat.it. A scuola di business. Oggi musica. Si può avere la manutenzione inclusa nel prezzo senza che il costo diventi una nota dolente? Certo! I furgoni Volkswagen Transporter e Caddy non hanno solo il pacchetto Tech & Sound in omaggio, ma sono tuoi anche con finanziamento in 48 rate, TAN 425, TAEG 684 e manutenzione ordinaria 4 anni o 80.000 chilometri inclusa fino al 30 giugno. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali, la prima regola per lavorare bene.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sulla questione dei migranti dalla Libia, ieri compariva sul Quotidiano Nazionale, ve la cito, un'intervista al famoso politologo statunitense Edward Luttwak, collaboratore peraltro anche del Quotidiano Nazionale. Bombardate gli scafisti, basta buonismo, l'Italia reagisca, dovete distruggere i barconi prima che salpino. Per Edward Luttwak l'Italia deve reagire, non può rassegnarsi passivamente all'invasione dei disperati e fare affidamento sulle inefficaci organizzazioni internazionali. È ora che il governo italiano si svegli e passi dalle parole ai fatti, dice Luttwak nell'intervista di ieri al Quotidiano Nazionale, Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino. Per arginare questa spaventosa invasione non basta cambiare il nome all'operazione condotta dalla Marina italiana. Non basta ribattezzare Mare Sicuro la vecchia Mare Nostrum. La prima cosa da fare, dice Edward Luttwak, è spedire i droni sulle coste libiche e distruggere i barconi che servono ai trafficanti di esseri umani. Non solo è possibile, ma è necessario, dice Luttwak. Avete visto che quelli che voi chiamate scafisti non esitano a sparare sulla Guardia Costiera italiana pur di recuperare le barche. Ne hanno bisogno perché con quelle barche faranno altri carichi e altri guadagni. La Guardia Costiera italiana finora non ha reagito al fuoco, ha detto che sarebbe pericoloso per i migranti. E ha fatto male, dice Luttwak. In fin dei conti si tratta di giovani delinquenti forniti di armi leggere. Quanto alla componente umanitaria, lo capisco, avete il Papa in casa, dice ancora Luttwak, anche i buonisti incalliti, soprattutto a sinistra, ma con la carità cristiana e il buonismo di sinistra non si risolve la situazione. Una situazione che è paradossale. Vale a dire che la Guardia Costiera italiana e le navi della Marina vanno a soccorrere i migranti quando sono ad appena 50 chilometri dalla costa libica. Questo cosa vuol dire? Che per i trafficanti, dice Luttwak, la Sicilia non è a 500, ma a 50 chilometri di distanza. Dunque possono spedire più barconi e più gente. Questa gente non è costituita da profughi che scappano da guerre in corso e dunque con diritto di essere soccorsi in base a convenzioni internazionali. Si tratta invece quasi sempre di gente che scappa dalla fame e sono milioni. Quanto alla questione del blocco navale davanti alle coste italiane, modello Malta, in Italia è impraticabile, anche se è una prerogativa di ogni Stato sovrano che vuole proteggere le proprie coste. Il blocco navale davanti alle coste italiane è impraticabile, dice Luttwak, in questa intervista che compariva ieri sul Quotidiano Nazionale, perché in Italia il condizionamento del Vaticano è troppo forte, quella italiana è una sovranità dimezzata e poi un blocco navale rallenterebbe ma non impedirebbe la navigazione. Molto meglio distruggere i barconi quando sono ancora in Libia. Nelle scorse settimane c'è stata una scoperta, per modo di dire, la scoperta di un'altra rotta, una rotta che parte da Mersin, città turca dell'Anatolia meridionale, e arriva in Puglia. A questo proposito, dice Edward Luttwak, il presidente turco Erdogan sta facendo un gioco molto sporco. Mersin, in Turchia, è diventata di fatto una base del radicalismo islamico. Da quel porto partono navi e non barconi e dunque portano guadagni ancora maggiori rispetto alla Libia. Sono soldi che servono ad alimentare la guerra in Siria e in Iraq. Perché questo doppio gioco da parte di Erdogan? Perché a mio parere il presidente turco Erdogan vuole islamizzare l'Italia e l'Europa. Dunque, conclude Luttwak in questa intervista ieri sul Quotidiano Nazionale, il governo italiano deve fare a Erdogan un discorso molto serio. O impedisce il traffico di illegali dai porti turchi, oppure l'Italia revocherà il diritto di atterraggio agli aerei della compagnia aerea Turkish Airlines, dice Luttwak al Quotidiano Nazionale in un'intervista pubblicata ieri. A proposito però di profughi, di milioni e di inchieste, sul Quotidiano Libero venerdì scorso c'era la quinta puntata dell'inchiesta sui profughi e sui centri di accoglienza in Italia. Milioni su milioni, inchieste della magistratura, ma dal Cara di Mineo, Catania, ci trasferiamo dall'altra parte dell'isola, ovvero nella parte ovest, a Trapani,
Anche Trapani è una delle mangiatoie d'Italia. La città siciliana ha 27 centri di accoglienza e conta su fondi pari a 10 milioni per 3.000 immigrati. La magistratura indaga, anche lì, a Trapani, e il prefetto lancia l'allarme per gli intrecci fra la criminalità mafiosa e i cosiddetti colletti bianchi, cioè la burocrazia che gestisce i soldi pubblici legati ai profughi e ai centri di accoglienza. Soldi a palate, centri per profughi che nascono come funghi, raccontava venerdì su Libero Alberto Samonà. A Trapani si può ben parlare di business dell'accoglienza, di più, una vera e propria mangiatoia, per di più con l'ombra di gestioni attuate non solo con logiche clientelari, ma col crescente interesse della criminalità organizzata che da queste parti si chiama mafia. Il piatto è ricco, 10 milioni di euro per la sola Trapani nel triennio 2014-2016. È il totale dei contributi pubblici assegnati ai vari centri della provincia di Trapani per progetti destinati al sistema SPRAR, cioè il sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo, un territorio che non a caso risulta essere la zona a più alta densità di rifugiati in Italia, e il fatto che il finanziamento sia triennale la dice lunga poi sulla solidità di certe frasi come quelle del Presidente del Consiglio: bisogna fermare i barconi alla partenza. Hai già stanziato soldi per il triennio 2014 è passato, 2015 è in corso e per l'anno prossimo 2016. Il totale dunque dei contributi nella provincia di Trapani è superiore ai 10 milioni di euro solo per il sistema SPRAR, sistema protezione rifugiati e richiedenti asilo, e il territorio del trapanese è quello con più alta densità di rifugiati in Italia, 6 richiedenti asilo ogni 1.000 abitanti. Siamo su una media simile a quella dell'intera Germania. I dati parlano chiaro, scriveva Libero venerdì. La provincia di Trapani, con la bellezza di 27 centri per migranti sparsi un po' dappertutto, è la zona d'Italia in cui sono state create più strutture di accoglienza, tanto che mentre nel dicembre del 2013 i posti disponibili per i richiedenti asilo erano 260, a dicembre 2014 il loro numero è salito vertiginosamente di quasi 10 volte a oltre 2.400 e adesso si è arrivati ben oltre la decuplicazione, si è arrivati a quota 3.000. Ma viste le ultime disposizioni governative non è improbabile che i posti crescano ancora. Un sistema che in sostanza ha consentito di aprire un centro per richiedenti asilo a chiunque avesse fatto domanda e senza gare d'appalto. Nessuna violazione di legge, per carità, ma di certo un giro di soldi impressionante che la dice lunga sugli appetiti connessi alla gestione dell'accoglienza, anche in quel di Trapani. I riflettori della magistratura sul territorio trapanese si sono accesi a giugno dell'anno scorso con l'arresto clamoroso di Don Cesare Librizzi, prete, direttore della locale Caritas, a cui i magistrati hanno contestato, oltre a reati sessuali, anche la gestione in monopolio dei centri per migranti mediante quella che gli inquirenti hanno definito una rete clientelare, hanno scritto i pubblici ministeri. Una rete di cui fanno parte anche membri delle forze dell'ordine, hanno scritto i pubblici ministeri, del mondo del volontariato, della diocesi di Trapani e dell'apparato amministrativo locale. Praticamente una saldatura fra i pezzi della cosiddetta società civile con un solo scopo: spartirsi la torta, i milioni di euro dell'accoglienza. Le inchieste della magistratura faranno il loro corso, ma nel frattempo a Trapani il CIE, Centro di Identificazione e di Espulsione, è stato riappaltato per tutto l'anno in corso, per tutto il 2015. A gestirlo è stata chiamata la cooperativa Badia Grande, che è la stessa cooperativa per anni diretta dallo stesso Don Librizzi, il direttore della Caritas, il sacerdote, arrestato nel giugno dello scorso anno. La cooperativa Badia Grande è anche ente gestore del centro assistenza richiedenti asilo di Salina Grande e dello SPRAR, cioè il sistema protezione rifugiati e richiedenti asilo di Trapani. Sempre la stessa cooperativa, Badia Grande, che è poi un ente di diretta emanazione della Caritas diocesana di Trapani, è anche socia del consorzio Insieme, il cui responsabile era fino a non molto tempo fa Giuseppe Scozzari, già presidente di Connecting People,
che è una sorta di consorzio dei consorzi che oggi è fra gli attori principali del sistema dei centri per i rifugiati. Per la cronaca, proprio Giuseppe Scozzari, nel giugno scorso, è stato rinviato a giudizio a Gorizia nell'ambito di un'altra inchiesta sul centro di accoglienza di Gorizia. Il numero impressionante di strutture per migranti e l'ingente erogazione di fondi pubblici continui per la loro gestione alcuni mesi fa ha indotto il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, a lanciare l'allarme. Il prefetto ha parlato di pericolosi intrecci fra bande criminali e influenti colletti bianchi, come si dice, cioè burocrati, che avrebbero fiutato la possibilità di arricchirsi grazie all'emergenza sbarchi, con un terzo attore, la criminalità organizzata, la mafia trapanese, che ha cercato di inserirsi nel sistema dell'accoglienza dei migranti, sono parole del prefetto di Trapani Leopoldo Falco, e ci sono stati soggetti grossi, ha precisato il prefetto, multinazionali, legate a faccendieri locali che non ci piacciono, le quali, disponendo di molto denaro, si sono proposte dietro facce pulite, ma noi le abbiamo individuate e respinte, ha detto il prefetto di Trapani. Chi passa velocemente dall'eolico ai centri per migranti evidentemente ha molti soldi da investire, ha detto anche il prefetto. Difficile pensare il contrario, perché il business dell'eolico è stato uno dei business, ed è uno dei business, soprattutto è stato però uno dei business della mafia, e chi passa velocemente dall'eolico al centro per migranti come forma di investimento, evidentemente ha molti soldi da investire, ha detto condivisibilmente il prefetto di Trapani Leopoldo Falco. Il business dell'accoglienza dei migranti però non è limitato solo al territorio trapanese o a quello del Cara di Mineo in provincia di Catania. Ormai questa è una realtà diffusa in tutta la Sicilia, dove sono spuntate dal nulla ben 350 strutture per l'assistenza ai richiedenti asilo, ai profughi, in generale ai migranti. Questo è il succo dell'articolo di Alberto Samonà lo scorso venerdì sul quotidiano Libero.
E questo era il Son Tombé di Shahnurg Varinag Aznavourian, più noto come Charles Aznavour, che ha dedicato alla sua terra d'origine, la terra d'origine di suo padre. Aznavour nasce a Parigi nel 24 da Misha Aznavourian, un immigrato armeno, il quale era figlio del cuoco del governatore d'Armenia e da un'altra donna immigrata armena originaria di Smirne, nell'odierna Turchia che compì il genocidio. Questa è la canzone che Aznavour dedicò proprio al 24 aprile del 1915, quando ebbe inizio lo sterminio del popolo armeno, che iniziò con 200 intellettuali, scrittori, poeti, dottori, legislatori, uomini politici, ma anche uomini della Chiesa armena, che vivevano lungo il confine dell'impero ottomano e che furono presi dai soldati dell'impero ottomano e brutalmente uccisi. Nei mesi successivi poi fu portato a termine il piano di sterminio di massa, il vero e proprio genocidio da parte dei turchi nei confronti della popolazione armena. Qualcosa di terribile che questa settimana rievocheremo, perché il 24 aprile, vale a dire venerdì, corre il centenario dell'inizio delle operazioni di sterminio, di genocidio vero e proprio del popolo armeno. E Aznavour ha dedicato questa canzone, il Son Tombé, proprio al genocidio del suo popolo, del popolo armeno. Tornando invece alle miserie domestiche, abbiamo citato prima, lo citava anche il deputato Molteni, il ministro Alfano. A proposito del ministro Alfano, settimana scorsa sull'Espresso, ultimo numero ancora in edicola, è uscito un articolo di Emiliano Fittipaldi su una serie di interessi personali e di amici e della moglie di Alfano a proposito di incarichi pubblici, banche, incarichi in cattedre universitarie, un intreccio di interessi da centinaia di migliaia di euro. Qui non parliamo di operazioni come Mare Nostrum, evidentemente, ma di cosa loro da un punto di vista molto più privato. Frank Cavallo, qualcuno ricorderà sto nome, era comparso nelle indagini sulle infrastrutture, sul dominus del Ministero delle Infrastrutture Ercole Incalza e sul ministro Lupi. Frank Cavallo era il cosiddetto facilitatore del ministro Lupi, arrestato un mese fa nell'inchiesta per corruzione al Ministero delle Infrastrutture. Questo signor Cavallo conosce molto bene Andrea Gemma, lo conosce di fama, sa che è un avvocato romano. Costui, Andrea Gemma, insegna all'università ed è uno degli uomini più vicini al ministro dell'Interno Angelino Alfano. Il facilitatore dell'inchiesta sulle infrastrutture, Cavallo, quando un suo amico imprenditore si vede recapitare un'interdittiva antimafia dalla prefettura di Udine e gli confida che ha scelto proprio l'avvocato Gemma per difendersi, Cavallo sa che costui è l'uomo giusto per risolvere i problemi. Telefona al giovane avvocato per sollecitarlo. Professore, gli dice all'avvocato amicissimo di Alfano, volevo dirti che hai nelle mani le palle di Claudio De Ecker, che è l'imprenditore in questione, quello che, avendo subito un'interdittiva antimafia dalla prefettura di Udine, non può più lavorare in determinati appalti pubblici. Hai nelle mani le palle di Claudio De Ecker, dice il facilitatore Cavallo all'avvocato Gemma, amicissimo e vicinissimo al ministro dell'Interno Angelino Alfano, senza sapere ovviamente di essere intercettato dai pubblici ministeri di Firenze. Frank, risponde l'avvocato Gemma, l'uomo di Alfano, io ti ringrazio della tua raccomandazione affettuosa, del tuo, come dire, consiglio, perché noi non ci conosciamo tanto bene, ma ho sempre trovato in te un atteggiamento di grande benevolenza, simpatia e disponibilità. La fiducia di Frank è ben riposta. In soli 35 giorni l'avvocato Gemma risolve il problema e ottiene dal Tribunale amministrativo regionale, dal TAR del Friuli, una sentenza che sospende l'interdittiva antimafia contro l'impresa dell'imprenditore De Ecker e critica pesantemente la decisione del prefetto. Un trionfo per lui e per De Ecker, l'imprenditore, a cui però viene un mezzo infarto 3 mesi dopo, quando l'imprenditore friulano riceve la parcella dell'avvocato Gemma, l'uomo di Alfano, 650.000 euro, e impreca al telefono l'imprenditore pur beneficato perché gli viene ritirata l'interdittiva antimafia. E la Madonna, dice, sto Gemma è un delinquente, una roba allucinante,
Io in 40 anni non ho mai visto una roba del genere. Persona pessima, pessima, dice l'imprenditore De Hacker parlando dell'avvocato Andrea Gemma, l'uomo vicino ad Alfano. Andrea Gemma non è un avvocato qualsiasi, racconta l'Espresso in edicola da venerdì scorso. Andrea Gemma è la punta di diamante di una rete di potere che ha nel ministro Angelino Alfano uno dei suoi cardini e nei professionisti Renato e Angelo Clarizia due perni fondamentali, un gruppo i cui interessi spaziano da incarichi pubblici da centinaia di migliaia di euro fino a cattedre di importanti università, per non parlare del business delle curatele fallimentari e delle poltrone nei consigli di amministrazione di società partecipate anche molto importanti come l'ENI, dove è andato a finire l'avvocato Gemma, l'uomo vicinissimo al ministro Alfano, in un intreccio di rapporti professionali e amicali, di scambi e di favori che coinvolgono non soltanto banchieri, avvocati, docenti universitari, ma anche il ministro dell'Interno Alfano e sua moglie, Tiziana Miceli, avvocato a sua volta. Andando con ordine e partendo dall'inizio, scrive l'Espresso, spulciando vecchie carte dell'Università di Palermo, si scopre il profilo di un'amicizia antica. Andrea Gemma sta al ministro Alfano come Marco Carrai sta a Matteo Renzi. In realtà, se la coppia fiorentina si è conosciuta ai tempi dei Boy Scout, l'avvocato Gemma e il ministro dell'Interno si sono incontrati dopo la laurea in giurisprudenza che l'avvocato Gemma ha preso alla LUISS di Roma e il ministro Alfano alla Cattolica di Milano, dove è oggi atteso dai giovani padani. Entrambi figli d'arte, Angelino Alfano è rampollo di un notabile della Democrazia Cristiana di Agrigento. L'avvocato Gemma è figlio di Sergio, avvocato con studio avviatissimo a Roma. Le strade di Gemma e di Alfano si incrociano grazie a Salvatore Savino Mazzamuto e alla professoressa Rosalba Alessi, che sono due mamma santissima, docenti universitari di diritto privato a Palermo. Nel 1998 il futuro segretario del nuovo centrodestra e ministro dell'Interno, Angelino Alfano, riesce a trovare il tempo per vincere un dottorato in diritto di impresa tenuto proprio dalla professoressa Alessi. Insieme al suo amico, avvocato Gemma, i due ragazzi di Belle Speranze si conoscono allora, si piacciono subito. Qualche articolo su Europa e diritto privato, rivista diretta da Salvatore Savino Mazzamuto, l'altro dei due che l'Espresso definisce i mamma santissima di diritto privato all'Università di Palermo. E poi promettono di non lasciarsi più Gemma e il ministro Alfano, il futuro ministro Alfano. Angelino Alfano scala rapidamente posizioni in Forza Italia, diventa ministro e preferisce gli affari e la carriera, mentre Andrea è l'amico, Andrea Gemma, l'avvocato, preferisce gli affari e la carriera accademica. Il talento è ereditato dal padre, Sergio Gemma, un avvocato molto affermato negli ambienti che contano di Roma, liquidatore di decine di aziende, ex consigliere di amministrazione della Banca del Mezzogiorno e della banca Unicredit Mediocredito, sindaco e presidente di collegi sindacali di aziende pubbliche come Equitalia Giustizia, Trenitalia, Ferrovie dello Stato Logistica e Sogin, questo per quanto riguarda il papà di Andrea Gemma, avvocato vicinissimo al ministro Alfano. Un curriculum sterminato, quello di Sergio Gemma, il papà dell'amico del ministro Alfano, a cui nell'ottobre 2011 Sergio Gemma aggiunge anche l'incarico di commissario straordinario della Banca Commerciale della Repubblica di San Marino. Dopo la pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. A Scuola di Business. Oggi, musica. Si può avere la manutenzione inclusa nel prezzo senza che il costo diventi una nota dolente? Certo! I furgoni Volkswagen Transporter e Caddy non hanno solo il pacchetto Tech & Sound in omaggio, ma sono tuoi anche con finanziamento in 48 rate, TAN 425, TAEG 684 e manutenzione ordinaria 4 anni o 80.000 chilometri inclusa fino al 30 giugno. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali, la prima regola per lavorare bene. Leggi qui.
Golf Tech & Sound da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Tech da 16.900 euro. E solo ad aprile il navigatore touch è in omaggio. Info su Volkswagen.it. Le tue notti sono troppo corte e le tue giornate troppo lunghe? Gli effetti sul tuo viso ora hanno i giorni contati. Vichy ti invita in farmacia a provare le creme viso Idealia per una pelle più luminosa e riposata. Oggi per te con uno sconto immediato di 10 euro. Farmacie aderenti su vichy.it. Buono sconto applicato sul prezzo praticato dal rivenditore. Valido fino al 30 aprile 2015. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Edilbona, lattoneria per edilizia, impermeabilizzazioni, rifacimento tetti con tegole e pannelli coibentati di qualsiasi forma. Edilbona, lavori con piattaforma aerea fino a 20 metri. Edilbona, ad Arcisate Varese in via Bevera. Informazioni al 348 22 94 662. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, torniamo a questa storia raccontata dall'Espresso in edicola da venerdì scorso a proposito del ministro Alfano e di ciò che gli gira intorno, perlomeno con riferimento in particolare all'avvocato Andrea Gemma, figlio di illustre padre Sergio Gemma, con un bel po' di incarichi, un avvocato molto affermato a Roma, liquidatore di aziende pubbliche e private, ex consigliere di amministrazione della Banca del Mezzogiorno, di Unicredit Mediocredito, sindaco e presidente di collegi sindacali di aziende pubbliche, da Equitalia Giustizia a Trenitalia, Ferrovie dello Stato Logistica, alla Sogin, che si occupa
dei rottami nucleari, un curriculum sterminato al quale aggiunge nell'ottobre del 2011 l'incarico di commissario straordinario della banca commerciale di una repubblichetta interessante, quella di San Marino. Sul Monte Titano, Gemma Senior viene chiamato da due vecchi amici, il professor Renato Clarizia, ordinario di diritto privato all'Università Roma 3 e presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, e da Mario Giannini, braccio destro di Clarizia, fratello di Giancarlo Giannini, che non è l'attore, ma l'ex potente presidente dell'ISVAP, l'Istituto di Sorveglianza delle Assicurazioni. Quella a San Marino, per l'avvocato Gemma Senior, sarà un'esperienza sfortunata. Si dimetterà infatti dopo neanche 2 mesi di lavoro, ufficialmente per motivi personali, in realtà perché travolto da uno scandalo finanziario di cui a tutt'oggi non sono chiari i contorni. Sta di fatto che Gemma, nel dicembre del 2011, nonostante sulla banca ci fosse un regime di blocco dei pagamenti, autorizzò un bonifico da oltre 1 milione di euro verso la società finanziaria Infrastrutture, una società gestita dall'ex segretaria di Giancarlo Galan, Claudia Minutillo, che è finita indagata nell'inchiesta sul Mose di Venezia. Le polemiche investirono anche l'illustre professore di diritto privato dell'Università Roma 3, Renato Clarizia, il quale però è ancora saldo al suo posto. Di poltrone, in realtà, Clarizia ne ha 2, quella in banca e quella dietro la cattedra dell'Università di Roma 3, università nella quale l'amico di Alfano, Gemma Junior, l'avvocato Andrea Gemma, è diventato ricercatore nel 2003. Inoltre, il professor Clarizia è anche segretario della commissione d'esame che l'8 novembre del 2013 ha assegnato a Gemma Junior, Andrea Gemma, l'amico di Alfano, una nuova prestigiosa cattedra da associato in diritto privato all'Università di Roma 3. Al bando dell'Ateneo ha fatto domanda un solo candidato. Naturalmente era Andrea Gemma, che da 1 anno e mezzo somma questo nuovo incarico di docenza a quello ottenuto nel 2006 all'Università di Palermo. Andrea Gemma conosce molto bene non solo il suo mentore, il professor Renato Clarizia, ma anche il fratello di Clarizia, Angelo Clarizia, altro avvocato di fama con origini salernitane. Da anni Gemma e Clarizia Angelo lavorano a braccetto e da poco hanno anche vinto, con un raggruppamento temporaneo di impresa, l'importantissima gara per i servizi legali dell'Expo da 630.000 euro a Milano. Tra l'altro i rapporti di Alfano con Milano e col Giro di Comunione e Liberazione, una volta, adesso non so se quello sia ancora il giro consolidato, sono noti sostanzialmente, e Alfano oltretutto non è un parvenu. Naturalmente tutti sanno che era già ministro anche col governo Berlusconi, di cui fece parte la Lega dal 2008 in avanti, no? E divenne segretario a un certo punto di Forza Italia. Comunque quest'ultima gara per i servizi legali dell'Expo da 630.000 euro è stata vinta dall'amico di Alfano, l'avvocato Gemma, insieme ad Angelo Clarizia, fratello di Renato, docente illustre e molto potente, nonché banchiere a San Marino, docente illustre all'Università di Roma 3. Una gara per servizi legali Expo da 630.000 euro. Il colpaccio è solo l'ultimo di una lunga serie, perché leggendo un'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale, il TAR del Lazio, della fine del 2011, risulta infatti che Angelo Clarizia abbia ottenuto consulenze legali anche per la Valtour, la celebre società di turismo della quale Andrea Gemma, l'amico di Alfano, era diventato commissario straordinario qualche settimana prima. E quando Andrea Gemma, il 3 febbraio scorso, non è potuto andare a difendere il partito di Alfano, da una recente sentenza del Consiglio di Stato risulta che Gemma è anche l'avvocato difensore del partito di Alfano, il Nuovo Centrodestra, ha mandato proprio il socio d'affari Angelo Clarizia a rappresentare gli interessi del partito di Alfano, il Nuovo Centrodestra. Ma non è tutto, scrive ancora Emiliano Fittipaldi su L'Espresso. Spulciando una deliberazione del comune di Lacco Ameno, Ischia, si scopre che con lo studio di Angelo Clarizia ha lavorato anche la moglie di Alfano, l'avvocato Tiziana Miceli. I due, Clarizia e la moglie di Alfano, Tiziana Miceli,
fino al 2014 hanno curato gli interessi di una società, la Serit, di cui pure Gemma è, di nuovo, un'altra volta, commissario straordinario. L'avvocato Miceli, la moglie di Alfano, tiene a precisare che l'unica consulenza da lei svolta a favore di una pubblica amministrazione è quella ricevuta dall'assessore alla sanità della Regione Sicilia nel 2003-2004. Si legge in una richiesta di risarcimento danni che è stata mandata al settimanale L'Espresso 3 anni fa. Ma in realtà, racconta Emiliano Fittipaldi sull'ultimo numero dell'Espresso, in realtà la moglie di Angelino Alfano ha difeso altri enti pubblici, per esempio il comune di Casteltermini e ancora un'azienda ospedaliera di Palermo, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo, guidato fino al 2001 dal forzista Diego Cammarata, poi sindaco della città, e la provincia di Agrigento, un incarico assegnato alla moglie di Alfano nel 2006, quando il presidente era Vincenzo Fontana, attualmente deputato regionale in Sicilia del nuovo centrodestra. Oggi la moglie di Alfano, l'avvocato Miceli, è titolare di uno studio a Roma poco conosciuto, la RM Associati, con sede a Piazza Navona, che non ha sito internet e non ama farsi pubblicità sul web. Nella RM Associati, oltre alla moglie di Alfano, c'è un altro avvocato di Angelino Alfano, Fabio Roscioli. Dopo gli incarichi in Sicilia, sembra che le cose stiano andando bene anche a Roma. Nel 2010 Tiziana Miceli, la moglie di Alfano, ha guadagnato 229.000 euro. La moglie del ministro Alfano ha dato il consenso per pubblicare la dichiarazione dei redditi soltanto quell'anno, nel 2010, e poi basta. L'Espresso ha scoperto poi che la Miceli, tra fine 2014 e l'inizio di quest'anno, si è aggiudicata dalla Consap. La Consap è la concessionaria servizi assicurativi pubblici controllata dal Ministero dell'Economia. Ebbene, la moglie di Alfano si è aggiudicata tra fine 2014 e inizio 2015 dalla Consap ben 5 consulenze nuove di zecca. Gli importi, si legge nelle determine firmate dall'amministratore delegato Mauro Masi, ex direttore generale della RAI in quota berlusconiana, saranno quantificati gli importi dell'incarico per la moglie di Alfano all'esito delle attività, sperando per le casse pubbliche, scrive l'Espresso, che non siano importi troppo elevati quelli della parcella della moglie di Alfano per le 5 consulenze per la Consap, concessionaria controllata dal Ministero dell'Economia dei servizi assicurativi pubblici. Intanto Andrea Gemma, l'uomo assai vicino al ministro Alfano, una volta guadagnata la cattedra e puntellata l'alleanza con i fratelli Clarizia, comincia a darsi da fare anche con il proprio studio legale. Come il padre, ha ottime entrature nel settore pubblico. Giovanissimo, già nel 2008, il capo dell'ISVAP, Giancarlo Giannini, poi indagato per corruzione nell'inchiesta Ligresti, lo nomina commissario liquidatore di Alpi Assicurazioni, un incarico a cui ne seguiranno un'altra mezza dozzina. Alfano, diventato ministro della giustizia, lo chiama al Ministero di Giustizia a fare il soggetto attuatore del piano giuridico per le carceri, naturalmente a cachet, a pagamento, ma il legale amico di Alfano, Andrea Gemma, deve alla politica anche un'altra poltrona assai pesante. Il 18 ottobre del 2011 il ministro del PDL Paolo Romani decide di promuovere Andrea Gemma come commissario straordinario della Valtour, azienda stritolata dalla crisi e dalle vicende giudiziarie della famiglia che la controlla, la famiglia Patti, siciliana. La nomina sembra quantomeno inopportuna. Perché? Perché il papà di Gemma, Sergio, era stato presidente del collegio sindacale della Valtour tra il 99 e il 2002. Per la cronaca, Alfano, ad agosto 2011, aveva trascorso le vacanze proprio in un villaggio Valtour della Grecia, godendo di uno sconto di 3.500 euro. Qualcuno sostenne grazie all'amicizia con i Patti, la famiglia controllante la Valtour. Alfano non ha intrattenuto alcun rapporto con Carmelo Patti, sebbene lo abbia conosciuto, spiegò il suo avvocato Roscioli, che oggi è il socio della moglie di Alfano. In occasione di alcuni soggiorni ha semplicemente conseguito gli sconti previsti dal catalogo o normalmente praticati a personaggi pubblici, precisò l'avvocato Roscioli. L'avvocato Andrea Gemma e il ministro Alfano vanno dritti per la loro strada, scrive l'Espresso. Così nel 2013 l'avvocato Andrea Gemma, per volontà dell'ex prefetto di Palermo
Giuseppe Caruso, nominato dal 2010 dal governo Berlusconi e poi diventato direttore dell'Agenzia dei beni confiscati alla mafia. L'avvocato Gemma, dunque, per volontà dell'ex prefetto Caruso, diventa anche commissario della Immobiliare Strasburgo, un colosso che gestisce le proprietà che valgono centinaia di milioni di euro confiscate ai boss della famiglia mafiosa Piazza. Passano pochi mesi e Alfano mette il fedelissimo avvocato Gemma nella lista dei consiglieri della più importante azienda pubblica d'Italia, l'ENI, con un compenso da 80.000 euro lordi all'anno più bonus che per il 2014 si aggirano sui 50.000 euro, totale 130.000 euro. Angelino Alfano non si dimentica degli amici. Così il professor Mazzamuto, che pure aveva antiche simpatie di sinistra, trasferitosi anche lui all'Università di Roma 3, nel 2008 diventa consigliere personale del ministro della Giustizia, vale a dire Alfano. Arrivato Mario Monti a Palazzo Chigi, Angelino Alfano riesce a sponsorizzare il professor Mazzamuto addirittura come sottosegretario alla giustizia, e alcuni ricordano quando si prese i fischi alla Camera dei Deputati per essere intervenuto parlando con le mani in tasca il professor Mazzamuto. Mentre nel 2013, quando Alfano è vice premier del governo di Enrico Letta, Alfano convoca il professor Mazzamuto come suo consigliere giuridico con un bonus da 50.000 euro all'anno. Oggi il professor Mazzamuto è passato al Ministero dell'Interno, dove ha ottenuto l'ennesimo incarico come consigliere per le politiche della formazione, stavolta pare a titolo gratuito. Anche la professoressa Alessi, l'altro mentore, diciamo così, dei due amici, di Alfano e dell'avvocato Gemma, docente di diritto privato a Palermo, anche la professoressa Alessi, che la ministra Stefania Giannini ha incontrato qualche giorno fa per discutere dell'abilitazione nazionale all'insegnamento di diritto privato, grazie a qualche succoso incarico pubblico è riuscita ad arrotondare il suo stipendio da professoressa universitaria. Nel lontano 1999 la professoressa Alessi fu nominata dall'allora assessore all'industria della regione Sicilia, Giuseppe Castiglione, un tempo vicino all'Udeur, oggi braccio destro di Alfano in Sicilia, sottosegretario del nuovo centrodestra, sotto inchiesta per la vicenda del CARA, il centro assistenza richiedenti asilo di Mineo, di cui abbiamo parlato prima. Dunque la professoressa fu nominata nel 99, la professoressa Alessi, dall'assessore all'industria all'epoca Castiglione, il braccio destro di Alfano in Sicilia, come commissario liquidatore di alcuni vecchi carrozzoni pubblici improduttivi, tra i quali l'Ente Minerario Siciliano e l'Ente Siciliano per la Promozione Industriale. Sono passati ben 15 anni da quella nomina, ricorda il settimanale L'Espresso, ma la professoressa Alessi, nonché i due carrozzoni pubblici, l'Ente Minerario Siciliano e l'Ente Siciliano Promozione Industriale, sono ancora lì. E facendo quattro conti della serva, sapendo che nel 2006 la professoressa Alessi prendeva 44.000 euro per ogni ente, che sono scesi nel 2012 a 33.000, la professoressa di Angelino Alfano ha incassato circa 1 milione di euro in 15 anni. Niente male per due società morte che nessuno però sembra voler seppellire, scrive l'Espresso nella ricostruzione di Emiliano Fittipaldi. L'articolo è intitolato Gli angeli di Angelino, la moglie, l'avvocato Gemma, i fratelli Clarizia, una rete compatta che fa capo al ministro dell'Interno tra incarichi pubblici, banche, cattedre universitarie e un intreccio di interessi da centinaia di migliaia di euro che porta anche a San Marino attraverso i Clarizia, come abbiamo visto, alla fantastica e discretissima Repubblica di San Marino.
toi. Michel Legrand, Tombe la neige. Intanto brevissimamente poi ci salutiamo, mancano pochi minuti alle 12, si aprono una decina di giorni interessanti, per usare uno stupido eufemismo, dal 25 aprile al 5 maggio per l'Expo 2015. L'evento si apre con 10 giorni di mobilitazioni di piazza, e lo ricorda Il Giornale in cronaca milanese. Tra l'altro lo stesso giornale documenta di quanto siamo indietro anche a livello di viabilità automobilistica. Gli ingressi all'area dell'Expo non saranno accessibili ad auto private ma solo a taxi e navette. I parcheggi si potranno utilizzare solo se prenotati in anticipo, ma gli ostacoli alle auto saranno le infrastrutture, che sono pronte soltanto a singhiozzo in alcuni nodi chiave e ad altissimo rischio di ingorghi. L'Expo, insomma, non renderà la vita facile agli automobilisti, che già facile non ce l'hanno intorno a Milano. Unica garanzia, scrive Il Giornale, per non perdere le mezz'ore imbottigliati in code e gimcane tra cantieri incomprensibili, è percorrere un tratto dell'Autolaghi, uscire a Lainate e raggiungere uno dei parcheggi più vicini. A una decina di giorni dall'inaugurazione ci sono alcuni punti critici che sono impossibili da recuperare per tempo. Primo fra tutti la strada Zara Expo, che sarà oggetto proprio stamani di un sopralluogo in una delle sue falle dei punti critici principali, l'area tra via Eritrea e via Stevenson a Milano. Collegamento costato la bellezza di 110 milioni di euro, che ha dovuto fare i conti con 2 mesi di lavoro persi, prima per un'azienda interdetta dalla prefettura per connessioni con l''ndrangheta, dopodiché per il fallimento dell'azienda e la sua sostituzione. Via Stevenson, una lunga strettoia in curva, non è un modello di sicurezza né di traffico scorrevole e la strada per ora
sfocia in una specie di labirinto per topi, lo chiama il giornale. Il primo sottopasso è pronto, ma quello in corrispondenza del Triboniano non sarà finito prima di luglio, a quanto pare. Tentando di raggiungere un ingresso al villaggio Expo, ci si avventura in una serie di viuzze di periferia, 110 milioni di euro di costo il tutto. Ci si avventura dunque in una serie di piccole strade che ti danno la netta sensazione di aver sbagliato la strada. Solo chi non molla e non perde la fiducia arriva finalmente a un ponte e alla porta Roserio, l'accesso più a ridosso del padiglione Italia dell'Expo. In teoria anche quello più battuto. Problema numero 2, la Ro Monza, gestita dalla società Serravalle, un'arteria fondamentale per far confluire il traffico verso l'Expo. In teoria la strada provinciale, catalogata tra le opere connesse all'Expo, avrebbe dovuto essere riqualificata e potenziata. Di fatto, mancando i soldi per realizzarla, il collegamento si presenterà all'appuntamento con il 1° di maggio nella peggiore delle versioni, quella un po' sì, un po' no, con una strada realizzata per un quarto rispetto al progetto iniziale. Questo è il risultato anche delle barricate dei comuni attorno a Milano contro l'opera. Poi ci sono stati i ritardi negli espropri e i finanziamenti non arrivati. Nell'elenco delle opere di accessibilità stradale ad Expo ci sono stati anche altri stralci, stradale e infrastrutturale. Per esempio lo stralcio della linea 6 della metropolitana e quello della variante sulla tratta sud della statale Varesina. Sforano invece con i tempi, in base alla lista nera stesa da Assolombarda, dalla Confindustria Lombardia, la metro 4, il potenziamento ferroviario Rho-Gallarate, il raccordo a Y per Malpensa, il prolungamento ferroviario dal Terminal 1 al Terminal 2, la pedemontana e la tangenziale est. Questo po' di roba è tutto in ritardo, sfora rispetto all'inaugurazione. Realizzati per tempo invece la nuova via Cristina di Belgioioso, il collegamento da Molino d'Orino all'autostrada A8, l'adeguamento dell'autostrada dei laghi tra gli svincoli Fiera ed Expo. Lo sa bene peraltro chi percorre ogni giorno quei tratti ed ha a che fare con restringimenti per cantieri e con carreggiate cancellate e ridisegnate di continuo. Questo per quanto riguarda la viabilità. Per quanto riguarda invece le manifestazioni, saranno 10 giorni da incubo, scrive Alberto Giannoni oggi sul giornale, 10 giorni in cui tutti cercheranno di piazzarsi sotto i riflettori dell'Expo per mettersi in evidenza e per mostrare i muscoli. La ribalta mediatica è garantita. Studenti, sindacati, centri sociali, lavoratori, collettivi antifascisti. Su internet è tutto un fiorire di appelli alla protesta. Si parte nel weekend con un 25 aprile fuori dall'ordinario, 70° anniversario della liberazione. Dal Comune di Milano hanno già messo le mani avanti. Chiunque pensi di infangare un solo momento di quelli in ricordo dei 70 anni della liberazione si mette contro ogni possibilità di democrazia e di dialogo, ha detto il vice sindaco di Milano Lucia De Cesaris. Il timore è che il corteo del 25 aprile diventi l'ennesimo festival dell'intolleranza e della contestazione. Sorvegliata speciale la Brigata Ebraica, che sfilerà scortata dal PD e anche da una delegazione di Forza Italia. Il 29 aprile, altro giorno critico, anniversario della morte di Sergio Ramelli, studente ucciso a 18 anni da un commando di sinistra. Il caso divide ancora a 40 anni di distanza e le commemorazioni rischiano di calamitare nuove tensioni. Il giorno dopo, 30 aprile, è prevista la mobilitazione di movimenti e collettivi. La paura è che la scuola sia usata come pretesto per mettere a ferro e fuoco le strade. Esagerazione? Paura esagerata? No. Constatazione di quanto accaduto pochi mesi fa e che si ripete ogni anno. Vedremo che forme assumerà la protesta. Infine, il 1° maggio è il giorno della May Day Parade. Se va bene, il centro si riempirà di graffiti e scritte su vetrine, banche e negozi. Il 5 aprile sarà sciopero nel mondo della scuola contro la riforma del governo, proclamato da sindacati, il che dovrebbe garantire che non dovrebbero esserci disordini, ma solo disagi. Ma spesso anche i sindacati non sono in grado di prevedere cosa faranno i cani sciolti della piazza. Battesimo da incubo, proteste, cortei e scioperi dal 25 aprile al 5 maggio. L'Expo si apre con 10 giorni di mobilitazione di piazza. Noi invece ci salutiamo qua. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Marta, sei ancora in bagno? Lo dico alla mamma. Un attimo e esco.